Vertigini improvvise con perdita di equilibrio e coordinazione dei movimenti, difficoltà di esprimersi con la parola, formicolii o paralisi di un lato del corpo, visione offuscata o visione doppia, violento mal di testa. Ecco i sintomi dell'ictus. Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, oggi siamo in versione salute e siamo stati anticipati da questa copertina sul nostro argomento di oggi. Parleremo di ictus e in particolare anche che cosa succede subito dopo l'ictus grazie alla messa in opera delle stroke unit, in questo caso dell'US 5 Polesana. Vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. Siamo anche su Facebook, quindi se volete postare, avete delle domande, dei quesiti, i nostri medici vi daranno delle risposte. Ho il piacere di avere in studio con noi Roberto Lerario, direttore dell'unità operativa complessa di neurologia dell'US 5 Polesana. Benvenuto, direttore. Buongiorno, grazie. E ho il piacere di avere in studio con noi la dottoressa Monica Russo, neurologa della stroke unit dell'US 5 Polesana. Buongiorno Prossima a tutti. Direttrice. Posso dirlo? Ma non lo so, speriamo. Speriamo. Ma intanto fa piacere perché, come dico sempre io, una donna al comando, Grazie. Direttore. Non ne abbia, però ci fa piacere, no? Certo, ormai Grazie. ci sono solo donne. Vabbè. Allora, abbiamo con questa copertina già incanalato quello che sarà l'argomento di oggi. Parleremo dell'ictus. E allora, l'ictus è qualcosa alla quale abbiamo sempre sentito parlare con questa terminologia. Gli è venuto un colpo, mettiamola così. Abbiamo avuto un colpo, poi si è svegliato, non riusciva più a parlare, insomma è una cosa anche che ci spaventa. Ricordatevi che nel Veneto, secondo gli ultimi dati, ci sono circa 9.000 persone che ogni anno vengono colpite da ictus e questo ictus comporta poi un importante anche costo sul sistema sanitario nazionale, perché poi la persona colpita da ictus deve essere supportata da un importante team. Dottore, allora l'ictus, i sintomi li abbiamo visti, sono solo quelli che abbiamo visto, quindi giramento, improvviso di testa, Sì. Visione offuscata, però c'è anche la difficoltà di movimento, un po' di paralisi, ci dica. Allora, i sintomi più frequenti, quelli che caratterizzano di più l'ictus, sono l'emiparesi, cioè la paralisi di una parte del corpo, la parte destra e la parte sinistra, disturbi del linguaggio, che si chiamano afasia o disartria, cioè l'articolazione del linguaggio, la bocca storta tipicamente, disturbi della sensibilità, di solito anche quella localizzata su una parte del corpo ben precisa, disturbi del campo visivo, cioè non vedere per esempio la metà di un campo visivo. Cioè, quindi ci faccia ben capire, se io sto osservando, non so, una farfalla, vedo soltanto metalli. Esatto. Metalli. Esatto, questo può essere già di per sé, va differenziato da altre patologie che vanno considerate in diagnosi differenziali, ma può essere anche questo l'esordio di un ictus. Questo spiega il perché non è sempre così semplice fare diagnosi di ictus e quindi le persone che stanno facendo un ictus, a differenza di un infarto al miocardio dove il dolore si porta per la mano al petto esatto, e dice oddio mi sta succedendo sono qualcosa. sottovalutati dal paziente stesso. Si pensi che solo il 30% dei pazienti sono consapevoli di stare avendo un ictus. Quindi è importante che ci siano dei metodi molto semplici che orientino il paziente e che chieda il paziente stesso di chiamare il pronto soccorso o il 118 per allertarlo il più presto possibile. Però lei dice ci sono dei sintomi che porta soltanto il 30% dei soggetti colpiti da ictus e vi ricordo che ogni anno in Italia ci sono 200.000 persone colpite da ictus e di questo l'80% ha nuovi episodi e il 20% sono ricadute. Sì. Allora lei dice è importante che una persona in un certo senso conosca se stesso, però come fa a capire che il mal di testa è un mal di testa più forte? Che cos'è un mal di testa con vomito, con sintomi diversi dai normali mal di testa? Per mal di testa un po' cefalea, mal di testa. Mal di testa o la cefalea non compare sempre nell'ictus, questo è un altro fattore che ritarda spesso la diagnosi. Il mal di testa è presente forse nel meno del 20% dei pazienti con ictus acuto, più spesso nelle emorragie ma anche nelle ischemie cerebrali, cioè quando si chiude un vaso.
Il mal di testa ha delle caratteristiche che sono molto suggestive di qualcosa di grave quando cambia rispetto ai mal di testa comuni tipo emicranico di cui soffre molta parte della popolazione. Di solito è un dolore violento, improvviso, localizzato il più delle volte alla nuca o bitemporale o alla fronte, accompagnato a conati di vomito o a vomito vero e proprio e qualche volta a altri disturbi accompagnatori, vertigini, disturbi dell'equilibrio e della coordinazione muscolare. Insomma, i sintomi sono un ventaglio importante, sì. Uno comincia e dovrebbe conoscersi bene e dire ho qualcosa che non va. Sì. E in quel momento allertare subito il 118, non farsi portare, cioè bisogna che si faccia portare, meglio che chiami il 118 o che si faccia portare, cos'è la metodica giusta? Bisogna chiamare, quando c'è un sospetto di ictus, che è facile, diciamo tra virgolette, quando uno ha una emiparesio o un disturbo del linguaggio, bisogna subito chiamare il 118 perché ogni tempo che viene perso impedisce di fare un trattamento efficace. Che la famosa ora d'oro. La golden hour, l'ora d'oro, esatto. Quindi bisogna che noi chiamiamo il 118, il 118 è già attrezzato, c'è un codice rosso che la Regione ha previsto per tutti i capoluoghi, tutte le province, che attiva un codice cosiddetto rosso e quindi il paziente viene subito raccolto dal SUAM e portato tramite comunicazione telefonica all'ospedale, e l'ospedale che possa dare una cura più efficace, perché non tutti gli ospedali... Quindi la stroke unit è indirizzata, quindi c'è una procedura standardizzata, sì, per chi soffre di ictus. Allora, direttore, l'ictus in Italia, ricordiamolo, è la terza causa di morte. La prima è i problemi cardiaci, la seconda purtroppo per il cancro, il tumore, la terza è l'ictus, sì, ma in Italia rimane la principale causa di invalidità. Di disabilità. Certo. Allora, una persona arriva e viene colpita da ictus e quindi viene accolta presso la stroke unit da voi. Allora, che cosa succede in questo percorso di emergenza, ricordiamolo, certo, perché dove insomma si lavora, penso, con il tempo fiatone, e cervello. Noi abbiamo un leitmotiv che è il tempo e cervello, cioè sappiamo che ogni minuto di mancanza di ossigeno, di sangue alle cellule, perdiamo 1,9 milioni di neuroni. Si immagini nell'arco di un'ora o 2 ore quanto può essere dannoso questo ritardo diagnostico. Quindi quando il paziente viene avvisato il 118, il paziente viene subito trasportato in pronto soccorso, dove viene attivata immediatamente d'urgenza la sala radiologica, la sala TAC, che consente già di fare una prima discriminazione, perché i tipi di ictus sono o da ischemia, cioè chiusura di un vaso, o da rottura di un vaso, che è un'emorragia. La TAC consente subito di vedere un'emorragia, nel senso che vede un'alterazione del segnale che è tipica, mentre nel caso dell'ictus ischemico la TAC di solito è negativa e deve essere negativa, se no noi non possiamo fare nel trattamento adeguato. Perché poi l'ictus si genera in parti, cioè ha origine non sempre nel cervello, ricordiamocelo, perché anche il cuore ha la sua parte. Certo. Sì. Allora, quindi capito che tipologia di ictus, quindi abbiamo, ricordiamolo per chi ci sta guardando, l'ictus di natura ischemica, che è l'80%, 85%. Eccoci qua. Sì. Esattamente, e poi c'è l'ictus emorragico che è il restante 15%. A seconda del tipo di emorragia ci sono vari tipi anche di ictus emorragico. Quello più tipico è quello che colpisce la parte profonda del cervello. Eccoci qui. Negli ipertesi, spesso non noti o che si curano male, e questa è l'emorragia più frequente. L'altra emorragia più pericolosa è forse quella con la mortalità più elevata. Tenga presente che la mortalità da emorragia è il 50%. È l'emorragia subarachnoidea, cioè la rottura dell'aneurisma, cioè una sacchetta di un vaso alterato si spacca e inonda di sangue il cervello, e questa è una mortalità. Tra la teca cranica e il cervello viene tutto irrorato, quindi insomma non è una cosa semplice, perché lui ne parla così, però ricordate, ci vuole nervi e soprattutto essere molto strutturati. Quindi arrivano e vengono accolti alla stroke unit. Allora, Monia Russo, com'è predisposta? Giusto
giusto perché anche le persone a casa si rendano conto, una stroke unit, perché sarà strutturata con modalità totalmente diverse da altri reparti. Ma infatti l'unità ictus è senz'altro un reparto un po' speciale sotto molti punti di vista, perché l'azienda l'ha strutturata, ad esempio nel nostro caso, in un modo molto speciale. È una zona molto aperta, non è organizzata in stanze distinte come un classico reparto, e questo è fatto in modo da portare avanti un discorso di osservazione continua, di monitoraggio del paziente, che ha sempre di fronte il personale, soprattutto infermieristico e medico. Cerchiamo comunque sempre di tutelare la privacy anche dei pazienti, perché ci sono anche momenti purtroppo comunque vanno messi in conto anche molto dolorosi. È questa quella che stiamo vedendo, quindi questa sala aperta, multiattrezzata. Esatto, è un esempio in cui, diciamo, il paziente stesso riconosce di essere ricoverato in un reparto un po' speciale, si sente sempre molto sott'occhio, molto osservato, ha sempre di fronte molto personale, è un reparto in cui c'è un gran via vai, ecco. Quanti letti avete a disposizione? Perché poi sono strutturati, no? Un massimo di 16, qual esatto. è Diciamo, la Regione ha previsto un numero di posti letto sulla base di un fabbisogno calcolato giustamente sulla popolazione. Noi, Roberto, abbiamo 7 posti letto monitorati. Quindi anche un altro impatto visivo che si può avere entrando in un reparto come un'unità ictus è la presenza di tutti questi monitor che possono allertarci su alcuni segnali di allarme a cui noi siamo addestrati per essere attenti e per riconoscere, e quindi a volte il paziente va anche un po' così istruito a tollerare un sacco di fili che possono collegare. Nell'emergenza suppongo che tolleri più che altro, esatto, state salvando la vita, no? Sì, sono molto sì. così monitorati, e questi monitor sono appunto capaci di riconoscere segnali di allarme sulla pressione, sul ritmo cardiaco, sulla saturazione di ossigeno, e ogni monitor è collegato ad un monitor più grande che noi abbiamo su un bancone appunto in questo open space, prima, sì. Esatto, per cui diciamo si richiama sempre molto l'attenzione. Poi sono parametri molto semplici, ma sono quelli di vitale importanza per la persona, perché ad esempio giustamente il direttore nominava prima le emorragie cerebrali su base ipertensiva, purtroppo quindi la pressione è alta, c'è una persona che deve sapere che sua pressione è alta. Dobbiamo assolutamente agire su quella e monitorarla ogni mezz'ora per sapere se il nostro intervento sta avendo un buon risultato, se va aggiustato, se è eccessivo, eccetera. Quindi oppure anche per far diagnosi servono questi monitor, perché un grosso lavoro si fa anche nel portare avanti lo studio della causa dell'ictus, quindi nei paesi industrializzati il 50% ormai delle ischemie cerebrali è su base cardioembolica. E di questo ne parliamo dopo la pubblicità, perché così spieghiamo bene anche ai telespettatori, perché tutti hanno detto come abbiamo aperto queste aritmie, esatto, così pericolose, no? Abbiamo aperto questa trasmissione dicendo che sentiamo sempre dire ha fatto un colpo, perché perché l'ictus in realtà è quello. Allora 0422162678, se volete chiamare, volete informarvi, avete avuto un parente oppure avete dei dubbi, siete anche ipertesi, vi possono dare delle indicazioni su come contenere insomma la pressione anche alta, in modo da evitare spiacevoli episodi. Siamo sempre su Facebook, noi torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422162678, se volete fare le vostre domande abbiamo qui a disposizione il dottor Roberto Lerario, perché poi lei questo cognome qua, Lerario, brutto, sembra sempre che debba riscuotere qualcosa. Purtroppo le casse sono vuote, le casse dello Stato. Direttore dell'unità operativa complessa di neurologia dell'US 5 Polesana, e la nostra dottoressa Monia Russo, neurologa della Stroke Unit dell'US 5 Polesana. Siamo qui a disposizione
Allora, dottore, chiedono l'abuso di alcol o di fumo possono essere fattori di rischio, perché sempre tutti puntano il dito sul fumo, sull'abuso di alcol, ma anche di sostanze stupefacenti, forse anche qui su cosa mangiamo magari. Sì. Più che... Certo. Ci dica. Allora, così. I fattori di rischio dell'ictus sostanzialmente per grossa parte coincidono con quelli delle patologie cardiovascolari, quindi ipertensione, diabete, aumento del colesterolo, dieta esagerata, obesità e fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta è correlato in maniera positiva, cioè aumenta significativamente il rischio di ictus. Cioè c'è una percentuale, cioè fumare 10 sigarette al giorno, un pacchetto... Non esiste un numero di sigarette, diciamo, sotto il quale c'è il rischio zero. È ovvio che il rischio è proporzionale al numero di sigarette fumate. Quello che è certo è che le sigarette determinano un danno della parete interna del vaso e soprattutto determinano una stenosi delle carotidi fino alla chiusura, e questo può determinare ictus anche devastanti, quindi è utile non fumare in primis e in secondo luogo ogni tanto controllarsi. Ci sono degli esami non invasivi che la dottoressa Russo fa benissimo, che si chiama l'ecodoppler dei tronchi sovraortici, che consentono con un esame a ultrasuoni di determinare se la parete... Una semplice diagnostica per immagine, un'ecografia, si vede la situazione di queste... Quindi queste persone andrebbero periodicamente controllate con questa metodica. E poi il cibo, cioè i cibi grassi... I grassi in generale e l'alcol sono fattori di rischio. Adesso che c'è l'uovo, la sigaretta, grazie per l'immagine, ma adesso che anche estate sto melone, questo prosciutto, del grassetto del melone, possiamo mangiarlo? Assolutamente dai. sì. Ah, ecco, perché anzi ma anche un bicchiere di vino. Va bene. Lo sa che bere un bicchiere di vino migliora la qualità della vita e rende le arterie più libere, quindi se usato in modica quantità, tipo fino a 2 bicchieri di vino al giorno, ha effetti non negativi ma positivi, diversi superalcolici, quelli su quelli... il vino, cioè poi questo, siamo in Veneto, la patria direi del vino, del prosecco e di tante altre specialità, quindi un bicchiere di vino è ben tollerato, in questo caso non è demonizzato. Allora dottore, però le volevo chiedere anche una cosa, ci chiediamo sempre quale sia l'età dell'ictus, perché si dice che il 75% dell'ictus colpisce gli over 65, mentre il 25% coinvolge i giovani e persino i bambini. Cioè, allora, è davvero correlata ad una certa età questo tipo di patologia? Sì. L'ictus è soprattutto una patologia dell'anziano. Si consideri che grosso modo il 6,5% degli ultra 65 anni hanno la probabilità di fare un ictus. Ma questo però non è una proprietà esclusiva degli anziani, quindi è chiaro che l'ictus in prospettiva, aumentando l'aspettativa di vita e la durata di vita degli italiani, diventerà un problema sociosanitario sempre più importante. Detto questo, abbiamo già ottenuto dei risultati importanti nella riduzione dell'incidenza di questa patologia attraverso il controllo dei fattori di rischio di cui si parlava prima. Cioè, l'ipertensione è il numero 1, è il killer silente. Ma lì ci vuole un buon coordinamento col medico di base, perché è fondamentale anche, no? Infatti l'educazione è un fattore fondamentale per evitare la diffusione di queste malattie. Detto questo, comunque esiste anche l'ictus, purtroppo può colpire anche soggetti giovani, forse in una misura intorno al 10% di under 45, cioè l'ictus giovanile viene considerato dai 45, sotto i 45 anni, può essere soggetto a ictus di tipo ischemico o emorragico. Nei giovani più comune l'emorragico, perché sono malformazioni vascolari, patologie della coagulazione, congenite, e anche purtroppo, sono rarissimi grazie a Dio, ma anche l'ictus dei bambini esiste. E questo ce l'ha detto. Allora dottoressa, come donna poi c'è l'uso della pillola anticoncezionale, ecco, io dico sempre, com'è la dieta mediterranea, viene demonizzata o santificata? Demonizzata o santificata? In questo caso, onestamente, lei che è una seria dottoressa, una professionista, tutte le donne che usano la pillola anticoncezionale, che rischio hanno? A cosa vanno incontro?
La terapia ormonale è noto che anche aumenta il perché... rischio trombotico, infatti possiamo parlare di terapia ormonale in generale, la si può usare in varie fasce di età sicuramente. È noto che può aumentare il rischio trombotico soprattutto nelle persone che hanno già nella storia personale o familiare un antecedente che induca ad una maggior cautela, o soprattutto nelle fasce di età un po' più elevate, ad esempio non so, persone che possono avere una fascia di età più verso i 45-50 anni, ipertese, fumatrici con altri fattori di rischio in associazione, riconoscono in corso di terapia ormonale senz'altro un profilo di rischio diverso da fasce di età più giovanili o in assenza di altri fattori di rischio. Diciamo che è pratica clinica abbastanza comune che vediamo ictus in giovani donne che assumevano terapia estroprogestinica. Molto spesso non sono... E non c'entra qui se era monofasica, bifasica, cioè è la terapia ormonale in sé per sé? Diciamo che forse quelle di ultima generazione sono diciamo sotto osservazione, ecco, sotto monitoraggio ulteriore. Esatto. Osserviamo anche, devo dire, che da sole generalmente non sono sufficienti, ecco, per indurre un evento trombotico. Molto spesso si associano ad altre situazioni che poi durante il ricovero abbiamo il compito di scoprire. Sono però, ecco, pazienti in cui noi consigliamo di sospendere, ecco, senz'altro. Sì, e poi come diceva lei, ma come diceva anche prima il dottore, adesso prendo la telefonata, c'è anche il fattore che si vive molto di più e quindi alla donna viene consigliato dopo la menopausa una terapia ormonale sostitutiva, e anche quella insomma può incidere, visto che insomma, andiamo incontro alla quarta e alla quinta età. Highlander, esatto. Siccome non siamo immortali. Lo so, però insomma, questo sacchetto, questo involucro, teniamolo bene, dobbiamo averne cura. Telefonata da casa, pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno Danilo. Buongiorno. Buon venerdì. Allora, volevo porre una domanda al dottore Polesini. Sì. Riguarda all'atropina, ripeto, atropina, il suo utilizzo e i derivati di questa sostanza e quello che possono provocare nel sistema delle vene dei vari atri che ci sono nel cervello umano. Pura curiosità. Allora, questo è il quesito. Grazie mille e intanto per la telefonata. Intanto cos'è l'atropina? Perché mica tutti a casa hanno abbiamo visto per anni EIAR, abbiamo sognato per anni questi medici bellissimi dei EIAR. Allora, l'atropina che cos'è e che cosa serve? È una sostanza che agisce sul sistema colinergico e quindi in realtà nell'ictus non c'entra assolutamente niente. Viene usata... È un rilassante, sì, colinergico. Agisce sul sistema di rilascio del muscolo, della contrazione della placca neuromuscolare. Viene usata di solito in anestesia, di solito non viene usata per utilizzi clinici diversi, serve a determinare rilassamento muscolare e quindi... Perché lui è preoccupato che questa cosa gli possa fare male ai vasi, ai vasi derivati, nel cervello? No, l'atropina no. L'atropina è no. Se l'ha detto il direttore Roberto Nerario, fa male sulla respirazione perché può dare un blocco neuromuscolare. Perché appunto c'è questo rilassamento dei muscoli, quindi insomma non è facile. Ma questo penso prendendo anche qualcos'altro, il mio rilassante qualunque ti provoca un po'. Adesso è andato di moda perché c'è stato quel gas, viene usato quel gas nervino, cioè le intossicazioni da atropina potevano determinare anche la morte per disturbi del sistema neuromuscolare e quindi è tornata di moda forse anche per questo. Speriamo che passi di moda perché poi adesso anche a Londra hanno i loro problemi. Vero, sì. 0422162798 se volete intervenire e poi siamo sempre su Facebook, se volete postare dei quesiti noi torniamo dopo la pubblicità con i nostri esperti. A dopo. Eccoci
Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 16 26798 se avete dei quesiti. Stiamo parlando di ictus, ma non solo, perché ci sono poi una serie di situazioni e di patologie che ci possono portare ad avere l'ictus se non abbiamo cura di noi stessi. Dei sintomi abbiamo parlato, abbiamo visto già le immagini, che cosa succede quando una persona ha quei sintomi, quindi meglio avvisare subito il 118, c'è un codice preordinato e vengono portate queste persone alla stroke unit. In questa stroke, che in realtà in inglese vuol dire colpo, come insomma in latino ictus, gli inglesi non inventano niente ma ci piacciono, non so perché. Inglesi. Vabbè, l'inglesismo. E cosa succede? Il paziente viene portato, cosciente, non cosciente, poi da lì cosa succede? Beh, il paziente di solito passa per il pronto soccorso, viene valutato dal medico del pronto soccorso, dal neurologo che scende in pronto soccorso, valuta l'attacco. In base a quello che l'attacco determina, come si diceva prima, se si tratta di un ictus ischemico, viene portato in stroke unit, cioè l'unità dell'ictus, e lì viene preparata una terapia che si pratica per sciogliere il trombo che chiude il vaso. Questa terapia si può fare entro 4 ore e mezza, perché poi il tessuto cerebrale, molto sensibile alla mancanza di ossigeno, altrimenti muore. Quindi il trattamento va fatto, se non ci sono controindicazioni particolari, a tutti i pazienti che arrivano in stroke unit entro questo orario preciso. 4 ore E mezzo. 4 ore e 30. Era 3 ore fino a 5 anni fa, poi abbiamo visto che i nostri studi hanno dimostrato che seppur meno era comunque efficace anche a 4 ore e mezzo. Qualche volta noi la facciamo anche non sapendo l'orario, se siamo in grado di vedere che c'è ancora del tessuto vitale, e questo si può fare con la risonanza magnetica, che permette di valutare del tessuto ancora non compromesso definitivamente, e quindi facciamo lo stesso la procedura. La procedura di questo tipo dura un'ora, è una sostanza che si chiama fibrinolitico. E non è l'atropina, per chiarirci. Non è l'atropina, è una sostanza che scioglie i coaguli che si formano all'interno di un vaso. È molto potente, quindi certamente ha dei possibili effetti collaterali, si fa in vena, una prima parte diciamo direttamente in vena e l'altra in un'ora. Dopo si visita il paziente, si quantifica il danno o il beneficio e si decide poi, in base anche al fatto se il vaso che era chiuso è aperto o meno, se combinare un secondo tipo di terapia, associandolo al primo, una terapia di tipo endovascolare interventistico, cioè si entra con una sonda attraverso un'arteria femorale, si risale e si prende quella che si chiama trombectomia meccanica, cioè una sonda che va a prendere con un cestello l'embolo e lo porta via. E poi, se il vaso è chiuso, si gonfia dentro la parete uno stent e si lascia là. Questo famoso ombrellino, ne abbiamo parlato anche martedì, ma c'era il cardiochirurgo, quella è un'altra storia. Questo non lo facciamo noi, lo fa il neuroradiologo, l'internetista, da noi il dottor Amistà che salutiamolo, non è in vacanza, è chino sul lavoro. È fondamentale. Sono due cose, l'anestesista e lui, giusto? Perché... sì, sono fondamentali, perché senza di loro perdiamo un'arma importante, non che sia tutta la cura dell'ictus, però è un aspetto molto rilevante. Nelle fasi dell'emergenza, perché abbiamo capito purtroppo tempi concitati. Ci sono poche figure di questa qualità in giro. Sapete, cari dottori, adesso apriamo una parentesi, i numeri chiusi non hanno mai funzionato, in alcuni paesi li hanno messi e poi dopo ho detto cavolo, siamo senza dottori. Chi vuole diventare un bravo medico lo diventa, gli altri bivaccano e pagheranno le tasse. Senta dottoressa, abbiamo sentito, quindi si capisce, si fa questa analisi, la strumentazione l'abbiamo detto prima è tutta applicata al paziente e poi quanto sta lì il paziente? Perché chiaro che dipende dal tipo di ictus, però nella media... Senz'altro è indicato un monitoraggio di almeno 48 ore,
sia del ritmo cardiaco, anche a scopo diagnostico come dicevamo prima, ma anche perché le complicanze più frequenti sono poi spesso quelle cardiache e pressorio. Sicuramente nella prima giornata dopo la terapia fibrinolitica c'è uno strettissimo monitoraggio pressorio, perché ho il sangue talmente diluito, sciolto diciamo da questa terapia, che la pressione deve rimanere entro certi range, quindi essere di fronte al personale, all'infermiere, avere il monitor con il monitoraggio della pressione continua, avere il monitoraggio cardiaco ci tutela molto sulla ottimizzare il rapporto rischio-beneficio che otteniamo da questa terapia. Anche essere sempre appunto di fronte al personale consente di verificare se ci sono complicanze sintomatiche derivanti dalla terapia. Complicanze sintomatiche significa che mi diano un peggioramento clinico proprio alla visita. È il caso in cui poi il paziente, anche se ha appena eseguito un attacco encefalo, come diceva prima il direttore in pronto soccorso, per fare diagnosi, può essere che debba verificare con un ulteriore attacco encefalo se si siano verificate delle complicanze. Nei successivi episodi esatto, anche. Sì, anche in caso di recidive sì, dobbiamo fare un controllo neuroradiologico, sì. Quindi il monitoraggio e diciamo, la permanenza del paziente in questo open space si invece prolunga se si sono verificate complicanze o se il paziente mostra segni di instabilità. Quindi la stabilizzazione o avviene entro le 48 ore e quindi voi vi sentite tra virgolette... Sì, non do mai proprio un no, però insomma in linea di massima sentiamo sempre le famose 24-48 ore, quindi sono più o meno applicabili anche insomma, al vostro settore. Sì, in caso di ictus più grave senz'altro si dilungano. E allora queste persone quindi attraversano questa fase e chiaramente anche da un punto di vista emotivo le cose cambiano, perché al loro risveglio possono avere delle invalidità, delle problematiche, e quindi la cosa importante alla stroke unit di Rovigo Polesana, il team, quindi la logopedista, lo psicologo, giusto dottoressa? Sì, diciamo che cerchiamo sempre di far sentire il paziente al centro di un gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro che sicuramente il direttore appoggerà, ringraziamo sempre, composto da molti infermieri che lavorano tantissimo, devo dire. Abbiamo anche la fortuna di avere la logopedista da quest'anno con noi tutti i giorni, e poi c'è tutto un apparato di fisioterapisti che iniziano una mobilizzazione precoce, non intensiva, perché come dico sempre diciamo, c'è ogni tempo giusto per fare le cose. Una riabilitazione troppo intensa fuori dal letto fin dalle prime ore o giornate si è dimostrata in effetti capace in realtà di aumentare le complicanze, quindi permanere da noi in stroke unit consente di portare avanti un lavoro che è giusto fare in quella fase in cui si inizia già una mobilizzazione, la persona si sente seguita, però ecco, in parallelo diciamo, c'è tutto un lavoro di monitoraggio, di inquadramento della malattia, e possiamo rimandare la riabilitazione più intensiva anche ad una fase successiva. Allora, è chiaro che, come diceva lei dottoressa, le conseguenze dell'ictus si scoprono solamente poi, no? Quando la persona comincia ad essere stabile, a essere stabilizzata, e si capisce effettivamente il reale danno. Come fate a capire il danno che è stato protratto, insomma, nella zona del cervello colpita? Come fate? Ve ne rendete conto subito? Diciamo, ci appoggiamo a degli strumenti standardizzati che vengono usati in tutto il mondo, e sono delle scale di valutazione che anzi vanno favorite in modo da agevolare la comunicazione tra i vari operatori. Parlare lo stesso linguaggio è molto importante al giorno d'oggi, in modo che le osservazioni siano riproducibili, quindi io riesco a monitorare il mio paziente e a comunicare con il mio collega che capisce esattamente che cosa gli sto dicendo.
Il bilancio poi un po' più complessivo su come è andato l'ictus, forse lo sapranno le persone che ogni tanto rispondono al telefono alla chiamata che faccio dopo 3 mesi, si fa appunto dopo circa 3 mesi, giorni. sì, con un'altra scala di valutazione che è stata anche validata al telefono, si fanno delle domande e si cerca di capire quanto la persona è tornata autonoma. C'è un grosso cut-off in questa scala di valutazione, cammina, non cammina, nel senso che si valutano cose molto semplici che sono quelle che ci consentono di fare la nostra vita poi a casa, no? Quindi diciamo il camminare in autonomia o il non camminare a distanza di 3 mesi è una valutazione molto importante che induce ad altri tentativi, ad altri cicli magari di riabilitazione, però ecco sono diciamo valutazioni più globali che si possono fare anche al di fuori della fase acuta, perché ciò che vedo adesso come deficit non è detto che sia quello che ho tra un mese. Anche l'umore va molto curato, l'aspetto propositivo, no? Nei confronti del recupero, perché altrimenti diciamo, mi approccio ad una riabilitazione in modo già così meno volenteroso. Quindi perché è faticosa la riabilitazione, c'è il logopedista, c'è il fisiomassoterapista, il terapista. C'è il fisioterapista, la logopedista tra l'altro volevo ricordare che ha un ruolo non solo per la parola ma anche per la deglutizione. Tra l'altro la deglutizione è un parametro importantissimo da monitorare più volte durante il ricovero in stroke unit, perché non deglutire bene, inalare in malo modo nelle vie respiratorie il materiale che proviene dalla bocca ci espone al rischio di polmoniti che sono tra le cause più frequenti di complicanza e di mortalità. Quindi anche questo insomma non è un argomento facile, non è semplice. Ringraziamo poi persone come voi e come insomma, in tutto il mondo che professionalmente si impegnano, seguono e prendono cura di persone che hanno subito questo ictus e che devono però avere forza di volontà. Sì. Noi andiamo in pubblicità, vi ricordo sempre che potete telefonare e che potete postare 0422 1626 798. A dopo. La costituzione di unità dedicate in tutto il territorio nazionale ha consentito all'azienda ULSS 18 di Rovigo di poter fare un lavoro di eccellenza e di essere in grado di agire con la risolutezza e prontezza necessarie. L'ictus cerebrale è una delle più frequenti cause di morte e la principale causa di invalidità per le persone adulte. L'ictus è una malattia acuta, determinata o dalla chiusura di un vaso oppure da un'emorragia, cioè la rottura di un vaso, ed è la prima causa di disabilità e la terza causa di morte nel mondo occidentale. Una diagnosi precoce di questa patologia consente una cura con farmaci che, se somministrati entro le 3 ore, possono riaprire l'arteria e quindi ristabilire un flusso efficiente di sangue. Questo è possibile attraverso un'organizzazione ospedaliera che coinvolga vari professionisti. L'ospedale di Rovigo accoglie i pazienti colpiti da ictus in una struttura dedicata, chiamata Stroke Unit. La Stroke Unit dell'azienda ULSS 18 di Rovigo, con personale esperto, si occupa dei pazienti affetti da ictus e quindi permette un trattamento appropriato attraverso il monitoraggio dei parametri vitali del paziente. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora, avete visto un po' la presentazione di questa Stroke Unit che vista così è anche un po' rassicurante, perché insomma vedi anche tanto personale, tanta gente che ci lavora H24, perché in ferie lì non si va mai, no, perché l'emergenza è veramente la vostra vera emergenza, è un lavoro di emergenza. Allora, c'è una domanda, se vogliamo dare una risposta per quanto possibile, ci chiedono quanto è comune l'ictus nel neonato o nel bambino. Speriamo poco, dottore, molto poco. È eccezionale, è un fatto assolutamente eccezionale l'ictus nel neonato. Allora, i neonati possono soffrire di emorragie cerebrali dovute a asfissia perinatale, e questa è un'altra cosa rispetto all'ictus. Problematiche diverse. Il vero ictus nei neonati e nei bambini piccoli è un fenomeno eccezionale, veramente. E per fortuna? Meno, sarà 1 su 1 milione, insomma, ecco, quindi poco. dati.
Volevo solo fare una precisazione. Sulla stroke unit, bisogna anche dire che la stroke unit di per sé è una terapia, ecco. Cioè essere ricoverati in un ambiente dedicato con del personale che fa quello ad alto livello di professionalità e di cultura consente di risparmiare una morte su ogni 16 pazienti trattati rispetto a un reparto qualsiasi, intendo perché dire. è strutturato, perché è già in terapia di emergenza. Esatto, perché come diceva giustamente la dottoressa Russo si ha un occhio dedicato che permette di cogliere delle sfumature, delle avvisaglie che permettono di intervenire Con precocemente. tutti questi monitor a visione nell'area comune siete in grado di vedere qualcosa che non sta funzionando. Quindi se possibile, ecco l'altro messaggio da dare, se possibile un paziente che ha un ictus dovrebbe essere ricoverato sempre con ictus in una stroke unit. Il problema è che non sempre abbiamo posti sufficienti per ricoverare tutti, quindi dobbiamo operare Vabbè, però insomma necessariamente cerchiamo di potenziare, di migliorare le famose affinità. Io credo che il Veneto abbia lavorato molto bene. Il Veneto lavora molto bene. La nostra azienda anche veramente ha lavorato molto bene. C'è una telefonata? No. Vabbè, allora, c'è una telefonata. Allora, prendiamo una telefonata e poi, prima di chiudere, vorrei anche ricordare la TIA, che è il fenomeno transitorio che però salva la vita. Sembra una cosa strana, però magari perché è più disposto, meglio quello, insomma, che altro. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi scuso, io volevo così intervenire solamente perché io sono da 20 anni che sono qui nel Polesine e ho avuto modo non di conoscere, di essere appunto curato lì dall'ASL 5, io sono di Legnago e sono praticamente, comunque volevo elogiare appunto questa struttura, anche perché io sono un iperteso da 30 anni e ho avuto modo appunto di essere seguito anche, senz'altro conosco il dottor Mazza, che praticamente è per conto mio una persona eccezionale, un medico, e mi ha seguito e sempre del pronto soccorso hanno capito subito la mia situazione. Veramente vi dico grazie, insomma, ecco, tutto qua. Grazie a lei. No, solo che la felicità dei dottori, perché poi insomma alla fine è piacere. Lei come si chiama? Volevo solo chiedere una cosa. C'è differenza tra i farmaci originali e i farmaci quelli genetici e quelli diciamo esatto, c'è differenza? Guardi, le facciamo dare una risposta. Io mi ricordo qui una volta c'è stato in trasmissione da un farmacista, ha detto dipende dalla composizione, la percentuale di borotalchi o altre sostanze, perché l'equivalente o l'equipollente diciamo non che è ammesso una variabilità intorno al 20% sulla dose, quindi non necessariamente sono equivalenti. No, equipollenti, che è un'altra cosa. Allora, io la ringrazio, grazie anche insomma perché fa piacere che ogni tanto spesso, però la gente vi possa... La ringrazio davvero molto. Grazie. Allora, prima della telefonata abbiamo parlato della TIA. Che cos'è la TIA, dottore? Perché c'è l'ictus nelle sue due tipologie e quali sottotipologie. Il TIA è un acronimo inglese, attacco ischemico transitorio. In inglese si dice Transient Ischemic Attack, quindi è rimasto questo acronimo inglese. Il TIA è un attacco ischemico cerebrale transitorio, cioè un attacco che assomiglia all'ictus in tutto e per tutto, solo che per fortuna è transitorio e deve durare meno di un'ora per definizione. Quindi un attacco ischemico che duri più di un'ora non è già più un TIA, ma è già un piccolo ictus. E qui i sintomi sono gli stessi perché li abbiamo visti e sentiti. Esatto, i sintomi sono gli stessi, però il TIA è veramente è una avvisaglia molto utile perché ci permette di sospettare una patologia sottostante il più delle volte dovuta a un'arteria che si sta per chiudere, una carotide, una vertebrale, che ti dà il sintomo e quindi ti permette qualche volta di evitare al paziente di fare l'ictus. Perché se tu riesci a prenderlo in carico prima e a curarlo, noi abbiamo avuto diversi successi insieme alla collaborazione del chirurgo vascolare o del radiologo interventista che ci hanno aperto anche in urgenza le carotidi. Cioè, quindi noi ricoverato un paziente, visto col Doppler che era l'arteria chiusa all'80-90%, confermato con l'angiotac, subito in sala operatoria e risolto il problema.
Quindi per certi versi avere un TIA è una fortuna, perché la maggior parte degli ictus purtroppo non sono preceduti da TIA. C'è gente che ha degli attacchi ischemici transitori più volte nella vita, può capitare, perché ci sono persone che dicono: io ho avuto 2 o 3 attacchi. Lì bisogna fare una diagnosi differenziale alternativa, perché a volte la parola TIA è un po' usata, è usata un po' usata comodamente, in eccesso, nel senso che per esempio alcune forme di emicrania che si accompagnano a disturbi neurologici possono simulare un TIA uguale, nel senso che uno può avere un disturbo, un formicolio, certo, un disturbo, magari il mal di testa non è tanto forte, può passare inosservato, e quindi è una diagnosi da escludere. Alcune forme epilettiche si possono manifestare allo stesso modo, quindi bisogna essere sicuri. Ecco, quando uno dice che ha fatto 2 o 3 TIA può succedere, ma è raro a meno che sotto non ci sia una patologia. Senta, una cosa importante, perché poi adesso andiamo in chiusura di trasmissione, allora, ci sono i fattori di rischio di 2 categorie, perché è importante, andiamo anche verso una stagione nella quale facciamo un po' i bagordi, però non è bello, insomma, è bello lasciarsi andare, però bisogna, sì, è bello, però insomma dopo sai, alla mattina è sempre più dura. Però parliamo di fattori di rischio, no? Sono 2 categorie, quelli potenzialmente trattabili e fattori di rischio non trattabili, e allora io punterei su quelli, di quelli potenzialmente trattabili. Dottore, ci lasciamo, dottoressa, con delle informazioni per i nostri telespettatori, e quindi quelli potenzialmente trattabili, quindi l'ipertensione, il fumo, il colesterolo, il diabete, l'obesità, malattie cardiovascolari, eccoli qua, no? Pillola anticoncezionale, l'ormonoterapia, l'estrogeno, l'eccesso anche di alcol, cocaina, metanfetamina, cioè incidono tanto, anche per i nostri giovani che ci guardano, perché è un po' così, siamo stati tutti quanti, e le cavolate magari si fanno. Diamo un messaggio anche in questa direzione. La prevenzione dell'ictus è l'aspetto più importante su cui noi possiamo lavorare in prospettiva, perché il trattamento dell'ictus ad oggi c'è, fino a 20 anni fa non c'era un trattamento, questo ricordiamolo, quindi è una patologia che si può curare, però non sempre si può curare adeguatamente. Ecco perché prevenire è meglio che curare, nel senso che è molto, è possibile, anzi è altamente consigliabile controllare tutti questi fattori di rischio che abbiamo appena visto. Anche le droghe, per esempio nei giovani, ci sono alcuni tipi di droghe, segnatamente la cocaina, che determinano puntate ipertensive e dei ictus maggiori di entità veramente come la devastanti. metanfetamina anche, la metanfetamina determina puntate, un'encefalopatia ipertensiva può determinare danni o mortalità direttamente o una disabilità grave. Sul fumo di sigaretta ci siamo già detti, poi mi piace ricordare che chi abita nelle città, anche, dottore, quando esce a passeggio per fare anche solo shopping, è come se fumasse praticamente 4-5 sigarette, quindi sì, siamo già a posto. Ecco, poi esatto. Con una passeggiata in centro. Con una passeggiata, ci piace ricordarlo. Allora, io devo chiudere, dottoressa Russo, però voglio ricordare anche che alle volte le donne hanno sintomi un po' diversi, nel senso che cominciano a straparlare, vabbè, quello è il compito delle mogli, lo sappiamo, guardo già lei, che le mogli straparlano, anche qualche volta la conduttrice per l'auto della regia, però è vero che la donna può andare molto in confusione mentale, straparlare un po' di più di un uomo. Le risulta? Non introdurrei differenze di genere nella presentazione dell'ictus, sì, direi che non introduciamo differenze di presentazione nella clinica. E allora fate attenzione, allora l'età, a riconoscerlo, a riconoscere i sintomi, bocca, quindi simmetria della rima orale, incapacità a parlare, ipostenia ad un braccio, quindi il braccio che non si se riesce ho almeno uno di questi sintomi, ho una discreta probabilità di star soffrendo di una patologia cerebrovascolare, per cui si può chiedere attenzione e accedere al sistema sanitario. 118, perché sono strutturati già in ambulanza. Io davvero ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato, chi ha postato, chi ha guardato, perché abbiamo fatto informazione medica che non guasta mai. Io ringrazio davvero molto il dottor Roberto Lerario, direttore dell'unità operativa complessa di neurologia dell'US 5 Polesana, e la dottoressa Monia Russo,
Russo, neurologa, presso la Stroke Unit del ULSS 5 Polesana. Come sempre, ore 13 torna domani. Arrivederci.